Parla tifoso dell'Azzurra. Questo è il tuo canale di notizie sul club. Oggi vi portiamo le informazioni sul ritorno agli allenamenti della squadra. In vista della prossima partita contro il Verona, non dimenticare di mettere mi piace e condividere il video con altri fan. Dopo la partita di Milano per la Champions League, questa mattina il Napoli ha ripreso ad allenarsi presso il centro sportivo SSC Napoli. La squadra si sta preparando per la partita contro il Verona, che si giocherà all'Estadio Maradona, sabato prossimo, per il 30° turno di Serie A. I giocatori sono stati divisi in 2 gruppi, con chi ha giocato ieri a San Siro facendo un po' di lavoro in palestra. Agli altri giocatori è rimasto il lavoro di attivazione e forza aerobica. E per chiudere, una seduta pensata per il possesso palla e il gioco a campo ridotto. Una notizia confortante riguarda il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen. Secondo le informazioni diffuse dall'SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, l'attaccante nigeriano ha partecipato ad allenamenti di gruppo e allenamenti individuali in campo. Inoltre, purtroppo, l'ex centrocampista Gianluca Gaetano non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. Ciao tifosi napoletani! Cosa ne pensi degli allenamenti di oggi? Crede che Osimhen possa essere un giocatore importante nella prossima partita contro il Verona? Lascia la tua opinione nei commenti, restate sintonizzati per maggiori informazioni sul Napoli e non perdetevi la prossima partita contro il Verona. Il tempo si sta preparando per un'altra vittoria e non puoi starne fuori. Alla prossima notizia, e per voi tifosi azzurri, quale giocatore del Napoli pensi sarà decisivo nella prossima partita contro il Verona? Lascia la tua risposta nei commenti. Forza Napoli sempre!